Vinco Ivo, sono nato a Tragnago in giugno. È da quando sono bambino che faccio l'agricoltore. Adesso sono un imprenditore agricolo, viticoltore. Venivo a casa da scuola, dalle elementari, piuttosto di stare in casa o a guardare la televisione o a fare i compiti, andavamo nei campi, nelle vigne. Era un nostro gioco, diciamo, io con i miei fratelli. Era troppo forte il richiamo per l'azienda, per la vite, per l'uva, per stare all'aria aperta, per la libertà, perché secondo me il mio lavoro è uno dei più liberi che ci sono. Sono appassionato di grappoli da sempre praticamente, credo, perché grappoli in tutti i sensi, soprattutto quelli veri, effettivi, però anche quelli disegnati. Ho una collezione di spille a forma di grappolo o di foglia di vite. La prima l'ho trovata in un mercatino dell'antiquariato a San Zeno, qua a Verona, e quando l'ho vista ho detto questa deve essere per forza mia, perché è veramente fatta bene, con i chicchi che si muovono, con le perle che si muovono, è una cosa veramente bella. Ti racconto un piccolo aneddoto. Avevo la nonna che purtroppo è mancata pochi anni fa, e la nonna era quella che faceva la dentista anche dei bambini piccoli. Io avevo il terrore della nonna con la pinza in mano, perché magari avevo il dentino che oscillava. Allora quando sentivo nell'aria che c'era qualcosa che non andava, io partivo, andavo nei vigneti, mi nascondevo per ore, poi andavo a finire sempre col dente tolto, vero? Quindi